Livenza Fiumi di Sapori 2021 è l'edizione che ritorna finalmente in presenza con una serie di eventi dalla rassegna enogastronomica ma anche alla conoscenza di quelli che sono i territori della Livenza fatti in modo sostenibile, con le biciclette elettriche, con i kayak. Andiamo a sentire le voci dei protagonisti. Patrizia Loyola, coordinatrice del progetto Gira Livenza e Slow Food Italia. Allora, di cosa si tratta? È un progetto che ha coinvolto innanzitutto proprio le persone che abitano su questo territorio. Come Slow Food abbiamo sviluppato una comunità della Livenza con i pescatori ovviamente, ma con tutti i soggetti che operano su questo territorio. Il passo che stiamo facendo ulteriore è quello di legare i prodotti, le persone all'esperienza turistica. Quali saranno gli appuntamenti principali? Gli appuntamenti principali sono 5 eventi che partiranno dal 12 giugno per proseguire il 26 giugno, il 10 luglio e poi verso la fine di agosto, con una serie di eventi legati proprio al godere la Livenza in tutte le sue caratteristiche, quindi paesaggistiche, gastronomiche e culturali, organizzando una serie di attività con tutti gli operatori del territorio. Maurizio Mazzarotto, benvenuto al sindaco di Torre di Mosto. Allora, un progetto importante anche per il vostro comune, questo che coinvolge il Livenza con i suoi sapori, con il Giro Livenza. Sì, questo è un progetto importante che da diversi anni portiamo avanti. Il Livenza è un fiume che ha sempre fa parte della nostra storia, fa parte della nostra cultura. Tantissima gente con Livenza ha spartito le sue sorti e ha anche tratto il sostentamento per loro, per le loro famiglie, e ha portato un'economia anche a quei tempi di scala. Oggi Livenza per noi è un percorso importante verso il turismo sostenibile, con la visione di una biodiversità. Le nostre terre sono predisposte ad accettare quel turista che ha quella capacità e quella conoscenza dell'ambiente e che ha voglia di conoscere e di capire cos'è il territorio e anche cosa offre questo territorio in termini di sostenibilità e anche di nuove scoperte sul piano dei vini, sul piano del cibo attraverso i nostri ristoratori. È un momento importante, in un momento così particolare per l'economia che è molto colpita, e noi su questa iniziativa speriamo, ci contiamo. Nel vostro comune si snoderà un itinerario come negli altri comuni. Quali sono le caratteristiche dell'itinerario appunto che si svolgerà a Torre di Mosto? Sì, l'itinerario, parliamo del Gira Livenza che partirà il 12 giugno come prima tappa, è un itinerario che porterà a conoscere il territorio, addentrarci nel territorio per conoscere, come dicevo prima, gli aspetti culturali ma anche gli aspetti storici di questo nostro fiume, di questo nostro percorso. Un fiume che è stato importante nel tempo perché i romani lo solcavano per entrare nelle loro terre dell'Oppiatorgino Montense, ma anche è stato un fiume di confine tra la Venezia e il Friuli. Di conseguenza portiamo questa nostra storia, piccola ma importante, e la vogliamo far conoscere attraverso questo itinerario che toccherà sicuramente i vari ristoratori e chi sa gestire i sapori di questa nostra terra. Matteo Cappelletto, sindaco di San Stino di Livenza. Allora, un progetto che valorizza il vostro territorio all'insegna della sostenibilità. Sì, è un progetto che ormai cammina da diversi anni e sta crescendo sempre di più, che ha due obiettivi: quello di promuovere l'enogastronomia del territorio, che è un'enogastronomia molto particolare, molto delicata e che quindi ha bisogno al tempo stesso che venga sollecitato, valorizzato anche tutto l'aspetto della biodiversità, della delicatezza che hanno i fiumi, il territorio, e quindi coniugare insieme l'aspetto della promozione enogastronomica al tempo stesso con tutto quello che è la sostenibilità, la biodiversità
il valore del territorio e l'esclusività di questo territorio è fondamentale, e attorno a questo si crea non solo una risorsa culturale, ambientale per il territorio, ma anche delle possibilità economiche. Caratteristiche dell'itinerario che vi riguarda in questa serie del Giro di Livenza quali sono, Sindaco? Sì, nel nostro territorio il Giro Livenza, oltre a toccare ovviamente tutti i pontili e i punti significativi del fiume Livenza, che ovviamente è caratterizzante per il nostro territorio, si pone poi l'obiettivo di valorizzare altre eccellenze, quelle storico e culturali, con delle realtà, delle chiese, dei luoghi molto significativi, e al tempo stesso anche valorizzare il nostro bosco. Noi abbiamo uno dei boschi più grandi planiziali del nord Italia, sono 120 ettari di bosco che è stato piantato ormai 30 anni fa, e quindi anche il 26 giugno ci sarà proprio un evento, un'esperienza che lega la natura, l'ambiente e la promozione, che chi vorrà partecipare avrà la possibilità, utilizzando delle bici elettriche, passeggiando, di visitare il territorio, avere al tempo stesso anche un kit di prodotti proprio per poter degustare durante questa esperienza i prodotti e al tempo stesso conoscere le bellezze del territorio. Francesco Calzavara, assessore regionale al bilancio, ben trovato. Oggi parliamo di un grande fiume e degli itinerari che si snodano attorno, itinerari che comprendono anche naturalmente tutto quello che ha a che fare con l'enogastronomia locale. Sì, presentiamo oggi un'iniziativa di assoluto interesse in una regione come la nostra che del turismo ne fa la prima industria, 72 milioni di presenze turistiche, che oggi gran parte di queste vengono fatte attraverso un turismo maturo come viene considerato quello balneare, ma qui c'è la possibilità di sviluppare quello che è la nuova frontiera del turismo, il turismo esperienziale, e quindi riuscire a coniugare tutta la capacità della nostra ricettività attraverso l'utilizzo e il vivere esperienze come quelle fatte di paesaggi. Livenza ne ha di bellissimi, e di sapori e odori come la cucina che è stata presentata oggi ne ha assolutamente eccellenza, e quindi credo che sia un bel progetto che dovrà trovare la regione capace di creare un progetto di marketing territoriale per riuscire a venderlo sempre di più e creare quelle condizioni di destagionalizzazione che è anche un altro obiettivo per far sì che il turismo non sia solo e esclusivamente quello balneare, ma possa vivere per periodi più lunghi. Tante volte si dice dobbiamo fare squadra. Ecco, questo è un bel esempio di squadra, di operatori economici che credono in questo progetto, che trovano delle amministrazioni che li sostengono. La regione dovrà fare la propria parte per riuscire, adesso che c'è un prodotto maturo dal punto di vista del marketing, creare le condizioni anche economiche per riuscire a dargli la massima visibilità. Una parola importante è sostenibilità. Alle sue spalle le bici elettriche, i kayak, quindi un modo diverso di vivere il territorio. Assolutamente, questa è proprio l'idea di un territorio nostro che ha la capacità di essere estremamente contemporaneo rispetto a quelli che sono i nuovi bisogni del turismo, e quindi vivere esperienze come queste e riuscire, e credo in un futuro nemmeno troppo distante, far sì che spazi come quelli che sono oggi vissuti tra dove siamo qui e Caorle piuttosto che Bibbione possano essere utilizzati attraverso strumenti come le biciclette elettriche, che porteranno molto più vicino tutto il turismo balneare a vivere e a passare qualche ora in mezzo a questi paesaggi che fortunatamente la natura ha donato al Veneto.